Buon pomeriggio, sono Andrea Bigliotti di Mestre Mia e vi do il benvenuto a questo secondo incontro dei 3 appuntamenti che abbiamo organizzato con il fondamentale supporto del Propeller Club Port of Venice. Ringrazio e saluto la sua presidente Anna Carnielli che è qui con noi per far conoscere ai non addetti ai lavori, mi ci metto io, a noi non addetti ai lavori, alcune attività di particolare significatività del porto della nostra città, una grande risorsa che lo riteniamo ancora non ben conosciuta. Un saluto anche a chi ci segue, ci seguirà in streaming, ai quali ricordo che siamo in Calle Legrenzi, nella sede di The Hub, la nuova realtà di formazione, produzione e condivisione digitale. Oggi, come avete visto, parleremo dell'attività delle agenzie marittime con il nostro gradito ospite Michele Gallo, imprenditore del settore e presidente dell'Associazione Agenti Marittimi del Veneto. Grazie Presidente di aver accettato il nostro invito. Prima di iniziare lasciatemi fare un rimando al nostro primo incontro e intervista con il dottor Davide Calderan, nel quale abbiamo parlato di movimento dell'importo delle navi e quindi di attività dei rimorchiatori. Ci era sembrato efficace per noi non addetti ai lavori cominciare da lì, ma da una delle prime risposte alle mie domande abbiamo imparato che per rimanere sul tema del movimento delle navi, per seguire le navi, la prima necessità di una nave che arriva in porto è ottenere l'autorizzazione a entrare in porto e quindi contattare la propria agenzia marittima. E quindi ci è sembrato un 1-2 tematico perfetto in questa prima parte del nostro ciclo. Non vado oltre, lascio un breve saluto alla Presidente Carnielli e poi presentazione del nostro ospite e avvio dell'intervista. Grazie mille. Grazie. Buonasera a tutti, intanto ringrazio il Presidente Gallo che è socio del Propeller Club Port of Venice e che ho avuto modo di conoscere anche nella sua veste istituzionale perché rappresenta 2 associazioni che si sono riunite e sono sotto l'egida della sua presidenza, illuminata devo dire perché ha proprio investito molto sulla cultura e c'è diciamo un tacito intendimento di contribuire per quanto possibile a sviluppare e a diffondere iniziative come questa che riescano a far conoscere meglio che cosa fanno gli agenti marittimi e anche presentare questa professione proprio come qualcosa di interessante per i nuovi giovani. Quindi siamo qui oggi anche in quest'ottica. Io ringrazio anche il Presidente proprio che ha organizzato questa splendida iniziativa perché rientra in un programma diciamo, che va a spalmarsi in più mesi e si spera proprio che riesca a catalizzare l'interesse pian pianino della cittadinanza perché lo scopo e il focus nostro è quello di diffondere questa benedetta cultura del mare perché molto se ne parla ma la conoscenza e apprezzare la fatica di ruoli professionali come quelli degli agenti marittimi che ho avuto modo di, non entro nel dettaglio in questa sede, di conoscere proprio dal punto di vista pratico operativo è una gran cosa perché loro sono il cuore pulsante dell'economia di un porto, cioè gli agenti marittimi sono il cuore pulsante dell'economia di un porto perché fanno la trade union e poi mi taccio tra gli imprenditori, cioè nel senso gli owner, gli ship owner, cioè coloro che gestiscono la merce e le istituzioni anche che devono
E quindi è un ruolo veramente complicato, anche di problem solving, quindi io ringrazio il Presidente Gallo sia come socio del Propeller Club Porto Venice ma anche come Presidente di ASAMAR Veneto, perché l'associazione ha la fortuna di essere ben rappresentata. Grazie, buon lavoro. Bene, allora diamo con una sintetica presentazione, soprattutto per il nostro pubblico generalista, diciamo, del nostro ospite. Michele Gallo inizia la carriera nei primi anni 80 post diploma nautico in case di spedizione, per poi passare dalla fine dello stesso decennio all'agenzia marittima fino all'inizio degli anni 90, durante i quali ha lavorato successivamente per una multinazionale nel campo dei containers, dedicandosi però alla parte armatoriale della compagnia. Rientrato a Venezia nella seconda metà degli anni 90, si è dato al mondo dei traghetti, fondando e dirigendo un'agenzia marittima dedicata al traffico Venezia-Grecia, approntando e gestendo anche il terminal dedicato. In questo periodo ha superato l'esame di agente marittimo raccomandatario. Finito questo incarico, ha aperto una società di tour operators, sempre a Venezia, e poi dal 2000 è entrato per la prima volta nell'agenzia marittima di famiglia G. Radonicic & Company come socio. Infine, prima come vice e poi come presidente, ha svolto più mandati per l'Associazione Agenti Marittimi del Veneto. Bene, Presidente, allora io le proporrei intanto un approccio di prima descrizione generale. Ovviamente da non addetto ai lavori mi sono un po' documentato sul web per riuscire a fare una traccia che avesse un senso di questa intervista, e allora le vorrei proporre la definizione che si trova quando si cerca agente marittimo: persona di fiducia di armatore e compagnia di navigazione, ergo del comandante della nave, coordina i servizi portuali di cui ha bisogno la nave al suo arrivo, dalle pratiche burocratiche a quelli materiali. Le sembra che è una descrizione efficace? Si trova? Tutta la traccia che lei mi ha posto sicuramente ha un senso logico e si dipana attraverso tutte le cose che poi alla fine negli altri lo spiegherò più nel dettaglio, cercando di non annoiare nessuno. Esplica il nostro lavoro, che in effetti è abbastanza articolato, oltre che complesso per certe sue sfumature. Lasciatemi solo fare una piccola premessa. I porti sono l'essenza del commercio, cioè il punto di connessione tra ciò che atavicamente viene riconosciuto come il mare, come il momento di comunicazione e di grande emozione, soprattutto per chi ha fatto il nautico, per chi ha navigato, perché ha avuto la fortuna di navigare, eccetera. Quel momento di coniugazione tra ciò che è diciamo un certo tipo di poesia e di ciò che è la realtà. La realtà è che circa il 90% di ciò che si muove sul globo terracqueo come trasporti viene fatto via nave, per un semplicissimo motivo, che un camion trasporta 28 tonnellate, 30 tonnellate, una nave arriva a portare fino, magari con carichi liquidi, eccetera, fino a 300.000 tonnellate ricordiamo le superpetroliere negli anni 70, quando c'è stata la prima grande crisi, e che purtroppo noi abbiamo vissuto magari da ragazzini, da bambini, ma molti di noi l'hanno vissuta lo stesso. Quindi noi siamo in un punto di snodo fondamentale. In questo punto di snodo esistono varie figure, tra cui adesso
approfondisco, quella di agente marittimo raccomandatario. L'agente marittimo da una parte è il fiduciario, proprio a tutto tondo, come nell'accezione comune viene definito un fiduciario di prodotti finanziari, ovvero sia c'è qualcuno che ti dà il suo denaro e ti affida quindi un bene per essere gestito in sua assenza. Va bene? E questa è la definizione che è abbastanza poco poetica e molto materiale, però che penso definisca in maniera definitiva l'essenza di che cos'è l'agente marittimo raccomandatario. Vi è più che in Italia, e mi pare anche solo in Portogallo rispetto a tutto il resto del mondo, noi altri siamo regolati da una legge dello Stato, la legge 135. Questa legge inquadra diritti ma soprattutto doveri dell'agente marittimo, e il primo dovere dell'agente marittimo in effetti è quello semplicemente di garantire le autorità, quindi con una sequenza che è tipica del codice, anche del codice civile, ancora prima del codice della navigazione, di garantire lo Stato e tutti ciò che possano, che apportano servizi, beni alla nave, che viene data praticamente in custodia, e prima ancora quando la nave entra per i servizi di entrata e poi per i servizi di uscita, ovvero sia noi altri firmiamo un documento in Capitaneria di Porto che si chiama raccomandataria, in cui ci prendiamo la responsabilità di dire chi è il soggetto gestore della nave, che in inglese si chiama disponent, che è pari all'italiano disponente, cioè chi dispone in fase di diritto della nave, che può essere un noleggiatore, un subnoleggiatore, direttamente il proprietario, l'armatore, sono tantissime figure. Ecco, e noi altri dobbiamo già lì incominciare a chiarire a noi stessi e poi agli altri di chi abbiamo assunto la rappresentanza, va bene? E dobbiamo sottoscriverne le responsabilità, che hanno varie sfaccettature, prima ancora di quelle economiche, ovvero sia se una nave arriva e rispondo già alla prima domanda, e fa delle dichiarazioni non corrette che presuppongono che poi l'autorità non è in grado di catalogare, ovvero sia di inquadrare chi è, che cosa c'è a bordo di quella nave da tutti i punti di vista, lì cominciano i guai. Ecco, e noi altri dobbiamo assumerci la responsabilità da un certo punto di vista di certificare ciò che, e quindi già lì c'è il primo step. Noi altri dobbiamo interloquire con la nave e capire se ci sta dicendo le cose corrette, cioè come stanno. Queste informazioni poi le dobbiamo certificare attraverso dei documenti scritti, ma soprattutto inserirle dentro in un sistema che si chiama attualmente, perché tra poco cambierà, si chiama PMIS. Il MIS è un sistema telematico dello Stato, all'interno del quale inseriamo tutti quanti la documentazione, eccetera. Adesso non so, mi fermerei già qua. Quindi, perché avete fatto già la domanda per capire se ho capito. Quindi già questa dichiarazione che immagino le arriva materialmente dal comandante della nave. Il comandante certifica quello che sta dicendo, passandoci i certificati di bordo, che sono parecchi che hanno vari risvolti, principalmente dal punto di vista della sicurezza, di vari tipi di sicurezza,
e poi anche da un punto di vista sanitario, cioè la nave deve ricevere la libera pratica sanitaria prima di entrare in un porto. Questo dico una cosa, ci sono, salvo le peculiarità locali, le norme vengono stabilite dall'IMO, cioè International Maritime Organization, e valgono per tutto il mondo. Cioè non c'è un posto dove ci si comporta in una maniera o ci si comporta in un'altra. Questo IMO è una specie di ONU, però è molto tecnica, naturalmente, e funziona molto meglio dell'ONU, che non funziona. Quindi diciamo che la prima esigenza del comandante della nave è trasmettere tutta questa serie di informazioni che sono obbligatorie, stabilite attraverso la gente, vengono trasmesse e voi messe in questo sistema all'autorità marittima, che è la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Perfetto. Ecco, appunto anche in quella breve descrizione che gli avevo proposto si parlavano di necessità burocratiche, intuisco sono fondamentalmente quello che abbiamo commentato, e invece poi di anche esigenze materiali che la nave che arriva nel porto può aver bisogno. Queste come le può descrivere le principali, diciamo, no? Di cui voi vi dovete le principali sono l'ordinazione dei servizi tecnico-nautici, sono 3, principalmente sono i rimorchiatori, prima di tutti i piloti, che i piloti hanno una funzione di connessione, è un po' l'organo tecnico di affiancamento alla Capitaneria di Porto, no? E quindi c'è un colloquio e uno strettissimo rapporto tra piloti e Capitaneria di Porto per stabilire tempi e modi dell'entrata o della partenza della nave, perché naturalmente ci sono moltissimi fattori che vanno a stabilire se e quando una nave possa entrare, e questi vengono in prima istanza stabiliti in maniera comune dalla Capitaneria, che comunque è l'organo decisorio definitivo, perché è una pubblica amministrazione, ricordiamocelo, e determinano per condizioni meteomarine, condizioni di marea, condizioni di navigabilità in sicurezza, per condizioni quindi anche all'ormeggio, per 100 condizioni stabiliscono giorno, orario, cioè ovvero sia l'agente marittimo dice io voglio far entrare la nave nel 90% dei casi prima possibile, va bene? All'ormeggio bisogna sentire se l'ormeggio è disponibile. L'ormeggio è disponibile, però è condizionato da tutte queste cose che vengono stabilite poi e decise dalla Capitaneria di Porto con i piloti. Però dopo c'è l'ordinazione che va verso i rimorchiatori, piloti, rimorchiatori e ormeggiatori, e questi sono i 3 servizi STM. Siete voi agenti marittimi che per conto della nave, dell'armatore, coordiniamo tutte queste cose. Avevo letto che anche a volte gli equipaggi hanno necessità dei servizi, quelli che durante la navigazione non possono... C'è un fattore che sicuramente commercialmente non ha peso, ma che invece un agente marittimo, soprattutto se ha un certo tipo di provenienza culturale, deve tener conto pesantemente, ovvero sia che a bordo delle navi ci sono degli equipaggi. Gli equipaggi che sono composti, diciamo, dallo staff, cioè di coperta, di macchina, parlo di ufficiali, e poi si chiamava una volta bassa forza, che sono i marinai, chi ha detto a questo e a quell'altro. Spessissimo, se non quasi tutte le navi arrivano magari dopo 30 giorni di navigazione, 40 giorni, 50 giorni di navigazione, minimo della pena c'è da portare qualcuno dal dentista, uno si è incrinato una costola,
uno ha problemi molto più gravi, un altro ha fatto un incidente, un altro, insomma, ci sono una serie di cose che vanno immediatamente valutate e gestite subito all'arrivo della nave. Poi c'è anche la parte, diciamo così, che può essere vista in maniera più ludica, cioè l'equipaggio dopo tutto questo tempo ha esigenza di sbarcare, allora devono essere fatte delle pratiche che in ogni caso, anche nel caso dell'ospedalizzazione eccetera, devono essere fatte attraverso la polizia portuale. E questo deve essere fatto con la massima rapidità e con il consenso del comandante, perché naturalmente poi di certe nazionalità bisogna trattenere il passaporto, cioè non si può dare perché altrimenti si configura l'immigrazione clandestina, insomma c'è tutta una serie di cose, però diciamo che la componente umana è molto importante, è molto importante, sì, cioè fondamentale. Spesso agli armatori non gli interessa proprio niente, ma dopo sta alla gente cercare di sopperire, avere un'attenzione particolare a questo aspetto. Sicuramente. Senta, noi andiamo un po' veloci perché l'esigenza è di fornire il più possibile informazioni fondamentali, ma con un tempo contenuto, no? Ho letto che proprio per questo aspetto che le navi viaggiano lungo i mari, toccano più porti, per un'agenzia marittima è fondamentale essere inserita in una rete internazionale. Ce lo vuoi spiegare un po' di più? Sì, questa domanda ha una risposta articolata, nel senso che molti agenti operano solo localmente nel proprio porto, punto e basta. Spesso altrettanto però ci sono degli agenti generali che possono essere nello Stato o fuori dallo Stato, che anche con più passaggi di agenti generali, che ti danno un mandato, quindi il mandato lo ricevi non dall'armatore ma da un altro agente che l'ha ricevuto da un altro agente, quindi c'è una complicazione, e la chiamo proprio complicazione perché dopo ha dei risvolti economici che facilmente potete immaginare. Più passaggi ci sono, è un po' come andate a comprare la frutta e dietro però scoprite che la mela costa 50 centesimi, ma dietro non c'è direttamente, c'è il distributore, c'è il grossista, c'è il produttore, c'è quello che la trasporta, insomma c'è tutta una catena di cose che fa sì che c'è chi guadagna 5 centesimi eccetera e chi 20 centesimi. La questione è questa, quindi ci sono varie situazioni, può essere un agente locale che prende il mandato direttamente dall'armatore, lo stesso può essere ricevere mandato appunto da un agente generale, da un altro agente generale, oppure, mi rilaccio a quello che ho detto, potrebbe appartenere a una rete e qua ci sono dei network a livello mondiale, sono 4 o 5 grandissimi, molto importanti da molti punti di vista, che distribuiscono, vincono degli appalti e poi distribuiscono. È un po' la fisiognomia, sì. Ecco, abbiamo parlato di quello di cui ha bisogno l'armatore o diciamo il capitano della nave e dei servizi quindi vari che gli offrite, ma mi pare che c'è già stato un accenno, in realtà voi avete un'interlocuzione altrettanto importante con le autorità portuali e mi citava anche quelle sanitarie o di altro profilo, quando loro in qualche misura, se mi posso esprimere così, hanno bisogno di avere un supporto o interazione con la nave che è arrivata o che è presente. Allora, dipendenti dallo stesso Ministero, che è il Ministero dei Trasporti, ci sono due funzioni fondamentali nei porti, cioè
l'autorità marittima e l'autorità portuale. L'autorità portuale è già per antonomasia autorità di sistema portuale ed è l'ex provveditorato al porto, va bene. L'autorità marittima invece è la Capitaneria di Porto. Entrambi, salvo che chi lavora in Capitaneria di Porto è sostanzialmente un militare, ma dipende dal Ministero dei Trasporti, esattamente come l'autorità marittima e come l'autorità portuale. Solamente che in autorità portuale sono tutti civili, ha un presidente, un segretario generale, eccetera. Ecco, queste due istituzioni, in particolare la Capitaneria di Porto si è sviluppata, quindi l'autorità marittima si è sviluppata seguendo delle linee principalmente dettate dal controllo e l'imposizione dei livelli di sicurezza in un porto e quindi della navigazione. Viceversa, l'autorità portuale, prima provveditorato al porto, ha cambiato completamente pelle. In effetti il provveditorato al porto proprio gestiva i terminal, cioè le banchine, anzi, per meglio dire. Oggi è solamente una istituzione, una pubblica amministrazione che dà indirizzo, cioè non gestisce più nulla di pratico se non la fase demaniale, ovvero sia tutte le proprietà. Vi spiego una piccola cosa: tutte le banchine, come tutti i fiumi, come tutte le rive di uno Stato, questo è il codice della navigazione, sono demaniali. Qualsiasi rivo di acqua, dal torrente al lago, al fiume, a qualsiasi spiaggia, sono demanio dello Stato, cioè tutta la battigia, e quindi anche in un porto la banchina fisicamente è di proprietà dello Stato, del demanio marittimo. Il demanio marittimo viene gestito per interporto a persona da un altro soggetto giuridico, che sono le autorità di sistema portuale. Ecco, quindi con queste due autorità il vostro sostanzialmente è quello con cui noi altri interlochiamo, ma principalmente assolutamente la Capitaneria di Porto, perché gestisce i livelli logistici di entrata e di uscita e i livelli di sicurezza. L'autorità portuale, interagiamo con l'autorità portuale perché l'autorità portuale organizza tantissime cose, avendo in mano la parte demaniale, che spesso comprende anche parti di terra del porto, deve gestire i rapporti con i terminal portuali, sono l'essenza poi del momento di interscambio di sbarco e imbarco delle merci. Però la Capitaneria di Porto in effetti è quella con cui dobbiamo, come dicevo prima, decidere quando entrare, quando uscire, eccetera. Quindi i momenti di intervento per una nave, per qualsiasi nave, con la Capitaneria di Porto sono quotidiani e specifici. Viceversa, quelli con l'autorità del sistema portuale sono molto più attinenti a ciò che posso fare io come associazione per spingere dragaggi, insomma tante cose che sono più strutturali che non appartengono direttamente alla quotidianità, che vanno a incidere sulla quotidianità. Senta, le proporrei di farti avere uno spaccato del lavoro quotidiano dell'agente marittimo. La domanda che mi era venuta prima spontanea è: un'attività fondamentalmente di ufficio o salite sulla nave, sulle navi, o qualcuno per entrambe le cose. Io per ciò che mi riguarda personalmente, io ritengo che e parecchi in questa sala sanno di che cosa sto parlando, io ritengo che un vero agente marittimo deve essere pronto anche fisicamente a scendere in campo e perlomeno quando un lavoro comincia
deve capire e avere la sensibilità di accompagnare il proprio personale e vedere quale tipo di organizzazione serve perlomeno per la prima volta sullo specifico lavoro. E poi puntualmente però deve avere anche i rapporti con la capitaneria, con il bordonave, con l'armatore, con tutta quanta la platea delle cose. Però secondo me il booth on the ground, come dicono gli americani, ma per cose un po' meno simpatiche, l'agente marittimo deve avere sempre, questo è il mio concetto personale, un attaccamento a ciò che è la fisicità delle cose e compenetrarsi sempre e relazionarsi con le persone, con tutti gli attori di qualsiasi livello essi siano. Ecco. Però lasciatemi dire che questo che vi ho appena detto è la parte più poliedrica e affascinante, perché il nostro lavoro è veramente affascinante, ti prende completamente, perché noi altri dobbiamo decidere in minuti, dobbiamo saper scegliere, dobbiamo capire quali sono le esigenze e trovare le soluzioni alle esigenze. Ecco, le leggo a questo proposito, me la sono segnata perché mi è parsa particolarmente rappresentativa, almeno di un certo spirito, no? Una descrizione del proprio lavoro fatta dai suoi colleghi. È un lavoro che richiede di essere rigorosi e sempre aggiornati, ma anche fantasiosi. Ogni nave può presentare problemi diversi e ti trovi spesso a dire questo non mi era mai ancora capitata. Perciò la gente deve essere smart, intraprendente, capire subito, intuitivo e pronto a studiare soluzioni diverse e piani B, appoggiandosi sempre al lavoro di equipe dell'agenzia, al team. È anche un po' psicologo per relazionarsi con gente diversa, con equipaggi di culture, religioni diverse che passano la vita in giro per il mondo. Ecco, ci si ritrova? Beh, parto dalla fine. Quando c'è stato il Covid mi sono preso l'onore, non la briga, l'onore di essere l'unico presente in ufficio. Cioè, ossia, il raccomandatore, c'è poco da fare, qualcuno deve andare a bordo fisicamente a fare l'arrivo e fare la partenza, e io pretendo da me stesso e dai miei collaboratori che ciò avvenga fisicamente. Col Covid c'è stata proprio la sublimazione di questa cosa, e tutti gli arrivi e partenze me li sono fatti io, per prendermi io la responsabilità di non esporre i miei collaboratori a potenziali cose, che poi andando a bordo della prima, della seconda e della terza nave che regolarmente arrivavano dalla Cina, mi sono reso conto che erano gli equipaggi che dovevano stare attenti a che cosa avrei portato io a bordo, perché dopo 30 giorni di navigazione che corrispondeva, diciamo, al periodo di quarantena, anche se erano 40 perché erano magari anche 35, erano loro, e allora andavo a bordo con 2 mascherine FP2, una sopra l'altra, siccome bisogna fare le scalette a piedi, tra il respiro, vabbè, questa è una funny story. Ci fa toccare con mano proprio. Sì, esatto. La prima roba che dicevo è siete voi che dovete stare attenti, eccetera, al sottoscritto, perché potrei essere io a portare a bordo le cose, ma d'altronde viene richiesta la mia presenza, la presenza della gente, e quindi non possiamo fare a meno. E ho visto nave dopo nave che incominciavano a prendere
coscienza di quello che a un certo momento si presentava tutto l'equipaggio vestiti con le tute, con gli scafandri. È stato un po', un passaggio è stato un momento, purtroppo in una tragedia, è stato per me molto molto bello. Certo. Senta, spostiamoci su un altro fronte ancora. Non so se ho risposto a ciò che lei mi ha posto. Diciamo che sono già degli spaccati sul vissuto in un momento particolare, ma era già di nuovo una risposta, si va sulle navi, sì, me l'ha appena commentato. Questo dovrebbe essere lo spirito. Tutti i processi operativi oggigiorno sono investiti dalla trasformazione, transizione digitale, come la vogliamo poi definire. Anche nell'attività delle agenzie marittime c'è in corso una riflessione già delle realtà che si sono concretizzate in questa evoluzione. Cosa può raccontarci? Si riferisce alla intelligenza artificiale piuttosto che archiviazione digitale. Allora, noi siamo in un mondo affascinante, il mondo dello shipping è un mondo molto affascinante ed è però antico e vecchio contemporaneamente. Possiamo dire tranquillamente che ogni costruzione di nave è un modello unico, va bene? Anche se vedete delle navi che sono simili eccetera, soprattutto anche le navi passeggeri, ognuna ha le sue caratteristiche. Vabbè, dopo chi ha studiato tecnica, un po' della costruzione eccetera, sa quanto complicato è costruire le navi e far sì che non abbiano vibrazioni, soprattutto perché se portano passeggeri eccetera, e quindi perché anche un mondo antico, perché la navigazione, i Fenici, però anche vecchio perché ha delle fortissime resistenze all'innovazione, in effetti, anche nella mentalità. E non so se forzare questa cosa, e non parlo diciamo della parte così romantica del mestiere, che si aggancia profondamente a quello della navigazione pura, che ha i suoi risvolti drammatici e pesantissimi, ma anche per chi crede nel mare, anche romantici naturalmente. Quindi sì, di tutti quanti i settori dell'economia reale e della old economy, io penso che noi siamo proprio i più old, tra i più old, sì, sicuramente. Ecco, uno sguardo complessivo, no? Lei è presidente di un'associazione regionale, ma immagino che il grosso sia Venezia e Chioggia. Quanti siete? Qual è il totale? Saremo una quarantina di agenzie, dentro con noi altri ce ne sono 30, le principali. E se dovesse grosso modo dire quanti addetti operano in queste 30-40 secondi? Sì, siamo qualche centinaio, siamo in realtà molto professionali, molto professionalizzanti, e devo dire che con rammarico che non è facile trovare personale che venga a lavorare da noi altri, perché noi altri lavoriamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, e dice no, è impossibile. È possibile da un punto di vista mentale, ovvero sia un'agenzia marittima è sempre aperta, cioè noi dobbiamo fare la stessa vita anche da un punto di vista psicologico e a questo punto psicosomatico che fa il bordo, ovvero sia noi altri dobbiamo essere pronti a reagire a qualsiasi ora del giorno e della notte, che purtroppo ci capita con una certa frequenza. E io dico sempre che il mio cellulare è sempre acceso ed è sempre sopra il comodino,
non si stacca mai da me. Perché purtroppo durante la notte, ma anche cose banali, il marittimo è sceso, si è preso una coltellata o tirato una coltellata a qualcuno e naturalmente devi intervenire, non è che puoi dire sì, scusa, ditemelo domani, eccetera. Ecco, questo perché dopo... Poi ci sei il papà di tutti i marittimi che sono imbarcati sulle navi che arrivano. C'è il morto durante la notte, insomma, possono succedere tante cose, grazie a Dio non è che tutti i giorni succede. Però i giovani che nonostante questa sfida, diciamo, no, della professione, è una bella sfida perché noi lavoriamo 7 giorni su 7, è logico che ci sono dei turni, ma questo spirito dopo si allarga, senza parlare degli equipaggi dei rimorchiatori, ma sicuramente l'ha già detto Calderano, i piloti, gli ormeggiatori. È vero che una nave in genere non viene ormeggiata o rimorchiata di notte, ma c'è una prontezza, c'è sempre una prontezza, perché può accadere che una nave debba entrare per forza perché sta succedendo qualcosa. Va bene, la capitaneria deve poter intervenire 24 ore su 24 proprio per casi che ho descritto prima, con la nave in rada, non solo con la nave in macchina. Ricordiamoci che il porto è anche tutta quanta l'area di rada. Senti, come si diventa agente marittimo? Beh, prima di tutto per mentalità, prima di tutto. E attraverso questa visione delle cose che ho esplicitato prima. Poi naturalmente secondo un percorso di pratico in cui devi esercitare per 2 anni all'interno di un'agenzia marittima, minimo 2 anni, e poi attraverso un percorso di studio, perché per superare l'esame, che è un esame che ha una commissione importante a cui capo c'è il presidente del tribunale o una persona che ne fa le leggi, cioè quindi un magistrato, e poi ci sono varie figure che ti esaminano. Naturalmente l'esame passa attraverso cognizioni importanti di diritto civile, di diritto della navigazione, e io dico sempre, l'ho detto sempre ai miei collaboratori, ma prima di tutto ai miei figli, che il diritto non segue un percorso di ragionamento, è un percorso di assunzione di ciò che ci deriva dal diritto romano, e quindi sono delle nozioni che uno deve far proprie senza pretendere di arrivarci, e per molti è uno sforzo grande, importante, ma l'avvocato Carnielli penso che possa dirci qualcosa in merito. Deve assumere dei postulati, delle cose decise, e che spesso non sembrano frutto di giustizia o di ragionamento, ma che in realtà poi appunto derivando da migliaia di anni di conoscenze, di stratificazione delle cose, ecco, indubbiamente il diritto civile e soprattutto il diritto alla navigazione deve essere alla base di molte professionale. Sì. Senta, io la ringrazio, il nostro tempo è terminato, come si usa dire, ma il taglio che noi cerchiamo di dare a questi incontri è appunto anche quello di essere sintetico. Ci ha raccontato tante cose interessanti, e spero che, pur con le sfide che ci ha segnalato, anche i giovani... Ma non è il termine che dovrebbe essere un po' quello che accomuna la speranza di persone più avanti con l'età verso i propri giovani, no? La parola sfida, se uno non sfida la vita, sì, certamente. Per fare le cose, no? Bene, grazie da voi che siete stati qua, che ci avete seguiti, e un appuntamento al nostro prossimo incontro. Buona serata.